Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, eccoci qui, non dico del ciondolotto, stasera non facciamo pubblicità del nostro ciondolotto magico. Bene, siamo in live anche questa sera per le sfide interattive di Hildegarda. Allora Hilde, cosa ci racconti mentre io spammo a destra e a sinistra nei vari gruppi? Beh, racconto che siamo giunti all'ultimo appuntamento della settimana. Attenzione, della settimana, perché ci ritroviamo lunedì. Ma chi è che parla qui? Déjà vu. No, perché sono qui per spammare. Esatto, l'hai anche detto, dunque abbiamo visto subito la cosa in azione. Allora, è vero, è l'appuntamento del venerdì, le dirette della settimana si concludono questa sera, ma torniamo lunedì alle 21:30 sempre qui su questo canale in mia compagnia, alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, mercoledì e di nuovo il venerdì alle 21:30 sempre qui su questo canale YouTube. Ieri ho detto agli amici che il nuovo numero di cellulare è top secret. Super top secret, quindi ragazzi è operativo finalmente un numero italiano del Marietto, così, un numero in ordine, diciamo, così anche chi volesse insomma un consulto con lui a pagamento ovviamente 20,45 €. Potrà contattarlo tramite la linea telefonica italiana. Esatto, perché prima c'erano piccoli problemi economici. Si passava dalla Svizzera. Quindi i prezzi erano proibitivi, ma adesso su Telegram. Io preferisco Telegram perché così le persone possono mettere quello che vogliono e si può cancellare per la privacy. Bene. Io entrambi, dunque sia Telegram sia WhatsApp, se vorrete appunto un consulto privato potrete contattare anche me al mio numero. Anche lei, soprattutto lei, no? Sentitevi liberi di scegliere. Il tuo numero qual è che non me lo ricordo? 347 87 02 622, dunque chiaro, se siete più a vostro agio con una figura maschile di peso 110 kg per gamba, e invece se volete qualcosa di più leggerino, andante, qualcosa da 4 stagioni, lei va benissimo. Siamo comunque sempre a vostra disposizione, ma veniamo a un paio di punti. Punto primo, è venerdì Marietto e dunque salutati i nostri amici, avremo le pulizie. Andiamo a pulire a livello radionico e radiestesico con i riequilibri, con i protocolli di riequilibrio energetico. Esatto, che voglio ricordare contano oltre 30 punti, circa una cinquantina a dir la verità, però non vengono fatti sempre tutti e 50 perché alcune volte andiamo a toccare questioni genetiche, di ereditarietà degli antenati, e sono cose che basta fare un paio di volte, insomma, ogni tanto, ma i protocolli di riequilibrio che vengono fatti appunto ogni venerdì per il protocollo nel suo insieme, ma spesso durante la settimana passiamo su alcuni punti che possono essere quelli che normalmente ci rendono un po' più sporchi, tra virgolette, nel senso le forme pensiero, le entità negative, perché abbiamo una vita a contatto con altre persone, dunque gli scambi, le interazioni energetiche sono all'ordine del giorno. Esatto, sì. Come ci laviamo quotidianamente il corpo fisico, con questa stessa cura o dedizione andiamo a ripulire e riequilibrare. Bene, dunque potrete saperne di più nella sezione shop, vero? Allora, nella sezione shop del capitano.interviste.org i link sono sotto qui in descrizione, quindi per chi vuole raggiungere, ad esempio, acquistare questo prodotto, questo ciondolo magico che costa solo 150 € più 10 € di spedizione, che li vale tutti perché ci sono più di 30 anni di esperienza dietro questo ciondoletto che sembra una patatinata, ma nella realtà qui dentro ci sono... Come una patatinata? No, sembra una patatinata. Ci sono 30 e 40 anni di esperienza esoterica concentrati, e con pochi euro una persona se lo può acquistare. Poi un'altra cosa importante, questo è nello shop, quindi se lo dico non per i nostri amici per i nostri committenti, ma riceviamo tante richieste di persone che forse un po' infatuati da questo New Age,
forse infatuati un po' da questo vogliamoci tutti bene, pensano che le cose scendono dal cielo gratis. Allora, cari amici, un consulto costa 20 euro, 45 minuti, non fateci perdere tempo se non avete 20 euro, perché vuol dire che altrimenti non volete neanche risolvere il problema, no? Lo parliamo per esperienza, perché già chi investe molto fa fatica a risolvere i problemi, certamente la magia dà una bella botta, però ci vuole costanza e impegno. Tempo e pazienza. E conoscenza, no? Dal nostro lato. Dall'altro lato, se arrivano dei mendicanti che vogliono le cose che vengono giù dal cielo, non funziona così. No. Allora, comunque, per quelli che magari oggettivamente non sono in grado perché hanno grosse problematiche, comunque abbiamo messo a disposizione moltissimi voglio dire, strumenti. se qualcuno non ci conosceva prima, quindi ha cannato tutta la propria vita, allora lì noi diamo anche una mano gratis, perché nel sito del Capitano dal 2015 ci sono 20 pregiati ebook di radionica radiestesia gratuiti. Ma tutti quelli invece che possono e invece pensano di fare i mendicanti, allora qui trovano la porta chiusa. Allora, comunque per invece quelli che vorrebbero, in questo momento hanno delle difficoltà, ma comunque il nostro scopo è sempre quello di essere utili, in ogni caso, abbiamo divulgato moltissimo materiale gratuito anche sui nostri canali YouTube. Dunque cercate i piccoli rimedi, ritualistica semplice, le spiegazioni dei circuiti radionici, dunque come attraverso questi sistemi, con la programmazione del subconscio, con moltissime tecniche di autoaiuto e di conoscenza, soprattutto del sé, potete dare una grossa sgrossata. Cioè il Marietto ha fatto più di 1600 pillole, il Degari più di 800, quasi. Sì, ho perso il conto. Esatto, quindi il materiale gratuito c'è, ma il problema è che alcune volte ci contattano persone in privato. Il nostro tempo è messo a disposizione per i nostri assistiti, quelli che si vuole impegnare, invece chi vuole invece perdere tempo, andate a concorrenza. Allora, bene, quanta gente questa sera, si vede che sono finite le ferie e si inizia. Ben trovati e bentornati. Vediamo un po' quanta bella gente. Salutare. Buonasera Luigi. Buonasera Pierluca. Buonasera Anna Felix. Buonasera Iari. Ciao Iari, grazie. Buonasera Mario, buonasera Francesca, buonasera Roberta, buonasera Federica. La nostra Chiara, 73. Chiara, buonasera Paola. Poi c'è Daniela, Gaia, buonasera anche a voi, Simona, buonasera Agata, buonasera Paola e buonasera Assunta. Ben trovati tutti. Ben trovati tutti, partiamo subito in quinta. Le domande, forza. Allora, questa sera rispondiamo congiuntamente, nel senso proviamo a dare le nostre interpretazioni, non sempre collimano, a volte ci vanno vicino, a volte ognuno di noi riesce a vedere qualche altra cosa. Dunque qualche sfumatura. Io giallo, lei pelle d'oca. E io azzurra. Azzurra, no. Allora, cominciamo da Luigi. 16 settembre 76. Potresti vedere gentilmente se mi assumono nelle poste italiane come sportellista? Grazie. Vediamo subito. Vediamo subito. Una bella domanda, molto tra l'altro dettagliata. Vedi, ha messo i dati, ci conosce evidentemente. Bravo Luigi. Mi raccomando, per quanti dovessero collegarsi adesso, nelle domande dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Guardate cosa ha scritto Luigi, vedete che è chiarissimo. Siamo in fascia protetta? Ma perché lo chiedi tutti i venerdì alle 21:40? Scherzo, ovviamente. Allora, se la domanda riguarda un'altra persona, qualcuno che vi sta a cuore, ricordatevi di mettere anche il nome e la data di questa persona. Il cognome no, perché non è questa la sede per entrare così nel dettaglio, però nemmeno stare troppo generici. Perché perché le scene energetiche poi chiaramente... Esatto, perché per prendere Luigi da esempio, vedete come è stato chiaro, se già avessi scritto Luigi Vergine, immaginate quanti Luigi della Vergine lì poi le sibille prendono a 20.000 Luigi da abbiamo bisogno che siate comunque specifici, anche perché noi di qua
dobbiamo agganciarci a delle scie. Perfetto, rispondiamo a Luigi, vediamo 16 settembre 76 se lo assumono nelle Poste Italiane come sportellista. Vuoi tagliare tu? No, Dai. no, No? non mi sento. No. Si fa pregare, vediamo. Beh, qualcosa di tipo legale potrebbe trattarsi di un contratto, c'è comunque qualcosina. i desideri, i sogni, le aspettative potrebbero venire realizzate, anche se in questo momento c'è un po' di freddezza, magari un po' di preoccupazione. Vediamo un po' cosa dicono comunque le sibille. Le nostre sibilline. Però, qualche inghippo. Allora Luigi, diciamo la partenza che era una partenza... molta determinazione, c'è stata sicuramente un'opportunità, un'occasione che magari ne hai sentito parlare, ti sei dunque gettato in questa impresa, forse hai fatto anche qualcosa già, cioè probabilmente non è la prima collaborazione con le poste, ma forse è stato a tempo determinato, c'era, vedi, questa cosa di non si capisce, non si capisce, mi richiamano, non mi richiamano, c'è solidità, non c'è solidità, dunque c'è un periodo. Un ping pong, O in ogni caso questo abbinamento potrebbe anche indicare la possibilità che comunque questa opportunità non era certa già a partire dal passato. Comunque, artista, gran signora, insomma, un colloquio, un test, un esame, io non so in che modo facciano le prove d'ammissione o i colloqui per entrare nelle Poste Italiane, ma sembra che qualcosa o sia avvenuta proprio a stretto giro, molto di recente, perché siamo nella linea del presente e dunque possiamo considerare presente un tempo che parte già dai giorni scorsi fino ai prossimi giorni. Dunque sembra che un colloquio, un rivolgersi a qualcuno che possa aiutarci in questa impresa sia avvenuto o stia per avvenire nell'immediato. Sì. La situazione però già prevede delle cose poco chiare. Sì, Achille, basta. attimi di nervosismo. Esatto, Io la vedo bella bloccata. delle incertezze. Io vedo tutto bloccato. Dunque, se anche l'incontro si prospetta o se c'è questa necessità in qualche modo di chiarire alcuni aspetti poco trasparenti o incerti di questa situazione, anche perché probabilmente non è sicuro la possibilità di ricevere questo aiuto, oppure questo aiuto potrebbe inizialmente proporsi e poi tirarsi indietro. Ci sono comunque dei cambiamenti in corso d'opera e proprio in questo momento. Dunque diciamo che può anche indicare che se hai sostenuto un colloquio, una verifica, una prova, un test di ingresso o quello che hai presentato semplicemente la domanda, non si esclude che a fare la stessa domanda siano state più persone e che potrebbe andare avanti qualcun altro più favorito. Dunque, come vedi, nel prossimo periodo le carte non sono estremamente favorevoli, perché quello che dovrebbe essere una chiamata, un incontro, in realtà ha dei blocchi terribili. Ha dei blocchi. Sì. Ci sarà ancora la possibilità, tramite conoscenze più avanti, di ricevere altre occasioni, altre opportunità, però sembra che nell'immediato la situazione non sia del tutto favorevole per te. E per quanto riguarda l'esito, purtroppo, anche se c'è, sembra un progetto che ti permetta anche di occuparti della famiglia o comunque di gestire determinate incombenze di natura familiare, domestica, purtroppo l'esito, vedi? La notizia che ti arriva non
non è Non è quella favorevole. che speravi tu. Non la vedo nell'immediato questa assunzione, mi dispiace Luigi. Allora andiamo alla prossima domanda. Vediamo un pochettino chi c'è. Anna, 13 maggio. Non c'è. Sì. 13 maggio 80, Alberto, 8 gennaio 75. Sono in un viaggio con un'amica, vorrei sapere se lui è geloso. Grazie, io e lui ci stiamo conoscendo. Ah, ok, benissimo. Dunque, traduci. Sì, la situazione è questa. Anna sta frequentando questo Alberto, devono essere all'inizio, ma lei è in viaggio con un'amica e vuole sapere se lui è geloso di lei in viaggio con questa amica. Ho tradotto bene, Anna? Tradotto bene, Anna, scrivici giusto, hai tradotto bene? Vabbè. Allora, intanto salutiamo, si sono aggiunti Tatiana, Maurizio Antonio, Stefania e Paola. Buonasera anche a voi. Buonasera, allora, cari amici. Torniamo alla domanda di Anna e vediamo Alberto. Vediamo dunque se Alberto è geloso. Vediamo se il nostro Albertino è geloso. Albertino Panevino. Vediamo un po' se c'è questa... Era un altro nome. Era Marcellino Panevino. Ah sì? Hanno sbagliato? Sì, gli hanno cambiato il titolo. Mannaggia, io non so più cosa fare. Sibille, diteci C'era come Albertino? sta prendendo questo viaggio l'Alberto. Ma adesso la domanda è, avrà ragione? Avrà ragione di essere geloso? Ma intanto vediamo se lo è, perché magari... Se lo è, perché se poi stato poi che ne frega niente, dopo vediamo invece che ha ragione lui. Secondo me, anche se non compare il ladro, perché chiaramente il ladro attesterebbe già un pericolo, una predisposizione, l'occasione rende l'uomo ladro, no. Oserei dire, perché diciamo che potrebbe essere pretesto di inorgoglimento, ma cerchiamo di capirci di più. Andiamo in profondità, scendiamo nelle viscere del cuore. No, non è che sono cardiochirurgo, però voglio dire. No, dico, se lo diventi dimmelo, perché magari mi può servire in futuro. Ah, sì? Che so. No, ma lo vedo un po' pensieroso a questo Albertino, lo vedo un po'... l'occasione di cieco ci avevamo ladro. Dicevamo. Non ha mica tutti i torti, Sì. Allora, povero Alberto. Allora, vediamo un po'. Ecco, come vedi, nella prima linea già questo viaggio sembra un pochettino interrompere, no? Questo approccio, questo inizio, è proprio, questa è la carta delle gite, delle vacanze, dei flirt estivi, degli amori che durano quello che durano. Una farfalla. Che però sembra esserci comunque una trasformazione, potrebbe anche parlare del loro inizio. Sì, vedi, sì, che nasce... Noi non stiamo guardando il viaggio di lei, stiamo guardando lui rispetto al viaggio di lei, e dunque partendo dal passato si capisce che una cosa che era nata così, senza grosse aspettative di sorta, della serie Se le gambe camminano, sta diventando sì, se non camminano lasciamo al dottore. La piemontesina, no, perché c'è il dottore. Vabbè, comunque, ritornando a questa linea, sembra che insomma la cosa incalzi un po'. Sì, incalzi. C'è fuoco sotto le braccia. Ora, un po' il pensiero ce l'ha, È un po' tanto, È un po' questo Albertino qui è preoccupato, ma non è che non ha torto, È preoccupato, ma la sua reazione è gelida, nel senso non lo dà a vedere. Però è molto, secondo me è gelosino. Non ti vuole dare soddisfazione, secondo me, però ma ecco, non è che viene proprio la carta della gelosia, viene proprio la carta si sente proprio, come dire... Sì, ma scusa, ma perché sei andato in vacanza senza di lui? Scusa, ma si vede che l'aveva già organizzata. Perché lui è a terra qua, si vede che trepida. È un uomo distrutto, ma non lo da vedere però, non vuole darti un contegno. Non dai questo link, perché sennò qua ci chiedi di te e poi noi dobbiamo dire il resto. Allora, in ogni caso lui, vedi, si fa sentire, dovrebbe essere presente, un po' freddino, perché non ti deve dare a vedere, però proprio
in questa freddezza capiresti tutto volendo, dunque Sì. considera che c'è qualche indicazione di come sta vivendo questa situazione. Però, allora, come ti dicevo, in futuro comunque nel prossimo periodo, sempre durante il tuo viaggio, sempre per come la prende lui, sicuramente le comunicazioni ci sono, i messaggi ci sono, dunque prosegue il contatto. Questo ladro è un po' così. È un po' birichino, non si capisce in vacanza cosa succede. Non si in realtà il mio dubbio è un altro, non si capisce se è lui che rispolvera qualche vecchio contatto. Ah, tu pensi che sia lui il birichino? O che lui abbia timore che lei possa incontrare qualcun altro e magari va avanti per non restare indietro. C'è un po' un meccanismo... Gli americani la fugga in avanti. Esatto, attaccano per non farsi attaccare. Esatto, tu dici che qui lui è pensieroso, però lui qua pensa già, vabbè, chissà quante me ne combina, a sto punto facciamo subito pari e patta. Pari e patta, e già, questo Bertino qui gioca a scacchi allora. Secondo me è un pochettino, non è che non gli vedo combinare niente di che, però tra il timore che tu possa essere corteggiata... Si dice sempre così, che non fanno niente. Probabilmente rispolvera l'agenda delle... sì, una vecchia conoscenza. Esatto. E parte in quinta l'Albertino parte in quinta. Dunque apparirà tutto un po' distaccato sull'ultimo periodo. E come sarà frizzante. Della tua gita, del tuo viaggio. Dunque un po' l'esordio, ti ripeto, all'americana, come ha detto il Marietto, che attacca, va avanti per non restare indietro. Ma un po' l'esito. Il colpo finale è qua. Già. Qua e qua. E poi questo non lo volevo vedere, ma l'ho vista. Tu che l'hai vista? Che cosa ne dici? Che l'Albertino, ma non solo l'Albertino potrebbe essere lì. Io non lo dico perché qui lo dico, qui lo nego. Allora, però... tu potrei... Allora, diciamo che da una prospettiva, siccome l'esito risponde alla domanda se l'Alberto è geloso, qui non c'è gelosia, almeno non apparente. Però, secondo me, lui non ti vede proprio cioè non ha un'idea molto tranquilla della possibilità che tu in viaggio stia proprio come una monaca con l'amica tua. Quella di Monza? Sì, quella di Monza è una monaca interessante. Anche quella di Milano, poi c'è quella di Orvieto. Ma io consiglio a tutti. Quella era la casalinga di Voghera con la monaca di Monza. Però qui vediamo che c'è tanta carne al fuoco perché qui vediamo un ritorno. Ecco, lui probabilmente teme che tu possa incontrare qualcuno e flirtare, magari pensa perfino che tu possa trovare l'uomo giusto, e questa è un'opzione. Questa è l'opzione più dolce. Ecco, l'altra opzione è che lui, non fidandosi di te, si porti avanti col lavoro. Qui diciamo che in ogni caso varrebbe la pena, se vorrai eventualmente approfondire con un consulto privato, l'esito è incerto, ma di sicuro lui non la sta prendendo tanto bene. Dunque, sì, io lo vedo più che altro, capisci che la carne è debole. Allora, la carne debole, e poi vediamo che lui è... Questo per il futuro però, non dunque, per domani. Mi raccomando, se non vuoi che lui parta col piano all'americana, vada avanti per non restare indietro, sii presente durante questa vacanza, cioè non mollare il contatto proprio perché lui si tranquillizzi all'idea che comunque... Sì, perché sennò lui gioca a scacchi. Secondo me, ecco, è un po'... Certo, non sei partita nel momento ideale. Sì, perché se il santo vale la candela, allora devi giocare... Anche perché guarda che da quello che si vede, lui si stava coinvolgendo, al punto che un po', insomma, l'ha accusato il colpo. Sì, però vedo che recupera. Poi speriamo che il rincontro fra loro rilanci, magari questa è la terza opzione. Sì, però vedi che qua... lo so, dai, mi fa un po' paura, mi fa un po' paura quella carta lì. È un po' così. Andiamo avanti. Sembra quasi di vero. Tony, allora, come fai? A fare che? Il Tony, come faceva? Quando ero piccolino io, c'era il Tony. Tony, ma come fai? Le pago. Sì. Tony, ma 1,60 m con delle... Tutte russe, alto 1,90 m, bionde, perché duri. Ma Tony, ma come fai? Le pago. Le pago?
Io ho 20 anni, Allora, non capivo ancora niente. Roberta, buonasera Roberta, anche a te vorrei gentilmente sapere cosa o chi allontana furiosamente da me Rosario, 14 marzo 61, ogni volta che torno a casa e quindi a distanza da lui. Ah, questa è una domanda che hai cercato di rendere chiara, che ho fatto fatica a capire. Allora, Spiegami. È il traduttore allora, simultaneo di Google. mi raccomando Roberta, se sei collegata, in questo momento stai seguendo, aiutami, nel senso che io provo a dire quello che ho capito. Conferma, così che procediamo con la lettura. Mm-hmm. Da cosa ho capito? Mm-hmm. Roberta e Rosario non vivono nello stesso posto, perché cosa significa? Che quando lei è da lui hanno più armonia, ma quando lei torna a casa e dunque a distanza da lui, vedi, si vede che abita lontano, qualcuno lo aizza. Lei chiede chi è questo qualcuno? Ho capito bene? Ma bisogna sapere se le persone che c'è vicino, cioè se è la sorella, la mamma, un'amica, un amico. E adesso cerchiamo di capire. Adesso Va bene. cerchiamo Mi di raccomando, capire. Roberta, se sei lì Batti un colpo. e se abbiamo capito bene, confermo, bravissima Roberta, bene. Ma Allora, Roberta, scusa, scendi, che magari ci dà anche delle indicazioni. Tu chi pensi che sia? La suocera, qualcuno? Perché noi possiamo vedere una signora anziana, magari. dipende da che tipo di carte sono venute, dipende Ok, da... dai, buttiamoci, Vediamo, ne buttiamoci, dai, proviamo, va buttiamoci bene? su. Allora, Rosario, Rosario è la chi è nostra che Roby. aizza Rosario conta il nostro Rosario? Esatto, vediamo un po' quando lei è lontana. Chi è che si intromette? No, bello che il ventilatore l'abbiamo attaccato di là. Certo, è di là, ma è staccato. Sì, è Sì. staccato nuovo. Sì. Va bene. Beh, Qualcuno c'è? effettivamente, Qualcuno ha indovinato, qualcuno non scherza. solo che il bambino non è facile dire, però vediamo la stesa. Il Bambino bambino, Gesù. Sembra un perché il innocente. bambino? Può Qualcuno essere che che appare, appare innocente. ma non lo è. Ai, guarda lì, guarda lì. Magari una giovane donna che questo rosario qui la vede brutta, guarda lì che. Dopo voglio andarmi a vedere un attimo la data di questo rosario, perché Sì. comincia a venirmi in mente un qualcuno. A vedere la giovane fanciulla, il bambino che c'era prima. Aspetta un po' che andiamo a leggere. Rosario è del 61? Sì, 14 marzo del 61. Invecchiato in questi momenti. Non sono riuscita a capirlo. Che lo spinge a trattarla male. Allora. Qui c'è il zampino di. Diciamo che chiaramente, siccome sei tu a porre la domanda, ma cerchiamo Aspetta che di... forse non la vedi, non vede Ecco, allora la prima linea, la domanda la pone Roberta, chiaramente nei confronti di Rosario, per capire chi interferisce. Guarda che Roberta forse ha dato delle indicazioni sotto. Sì, l'ho letto, dice che non è riuscita a capire. Non è riuscita a capirlo e sta chiedendo aiuto a noi. Vedi che sembra una ragazza più giovane di te. E da lontano. Lontana, e dunque deve essere necessariamente qualcuno vicino a Rosario che gli dà il tormento, vedi? Sul fatto che che non sia facile da gestire questa situazione. C'è questa persona. Effettivamente deve essere una donna giovane. Potrebbe essere, io non so se ha una figlia. O nipote potrebbe essere. Beh, del 61 abbiamo detto. Beh, no, dico magari figlio del fratello, della Sì, sorella. comunque è una persona più giovane di te in età, perché la giovane fanciulla già ci orienta verso qualcuno più piccolo di te che sei la consultante, e qualcuno che sta lontano, qualcuno che soffre o che gli dà il tormento, proprio per in casa deve essere. Guarda la carta della gelosia. È la figlia a 13 anni, è proprio perfetto. Vedi che è gelosa di lui che viaggia, che è lontano, assente.
Sì. Influisce tantissimo. Evidentemente questa ragazzina o non ha preso bene la separazione dei genitori, teme che l'interesse o il sentimento del padre nei tuoi confronti possa allontanarlo da lei. Non è che gli faccia chissà che scene, però insomma, nemmeno che non gliele fa, però tanto basta a destargli preoccupazione su come gestire la cosa. Sì. E non è facile perché guarda qua un po'. Guarda un po' il finale, l'esito. L'esito è pesante. Messaggero, lui gran cerca, però vedi. È un po' afflitto, non sa come deve uscire da questa situazione. Perché Sempre comunque, che sia la figlia, comunque è giovane. beh, è una persona giovane che ha un influsso su di lui. Potente, sì. E poi io qui non direi anche che sembra quasi che abbia paura di una perdita forse finanziaria anche. Fra le tante altre paure, perché sì, magari perché se non è la nemmeno... figlia, potrebbe essere una signora giovane che vedi che a un certo punto... Ma magari la figlia ha alle spalle qualcuno che la però non penso. Io qua le sibille sembrano proprio parlare di questa persona giovane. La giovane fanciulla è una ragazza nell'adolescenza, poi ci sono anche le situazioni dove il consultante è grande, la persona è più piccola, però vedi che ci sono proprio turbamenti legati alla casa, al fatto che lui possa magari, occupandosi di altro, abbandonarla. Cioè ci sono delle caratteristiche che rafforzano un po' quell'idea. Un po' pesante. E tutto è legato alla paura che tiene proprio sotto osservazione questo legame tra voi. Sì. E lui è molto pensieroso. Lui cerca delle soluzioni, cerca un compromesso, capito? Esatto, però non è facile, perché è una lotta tra quello che vuole e quello che è le costretto, le responsabilità. sue Le responsabilità. responsabilità, perché l'uomo È per questo che lui fa Rosario è un così. gran signore, cioè voglio dire, pragmatico. Evidentemente negli impegni che ha preso vuole essere corretto. Esatto. Insomma, non è facile, per lui è una dura lotta. Forse è per questo che con te, quando ci sei, comunque il suo sentimento, e quando non ci sei invece c'è questa... E lo vede ogni giorno. Probabilmente sì, però vedi, non compare la madre. Se fosse influenzata dalla madre, comparirebbe. Secondo me è proprio un malessere di questa ragazzina, o ragazzino che sia. Che riesce a influenzarlo. Sì, vorrebbe il padre, lo vorrebbe, sì, lo vede ogni giorno, ma secondo me vorrebbe che tornasse con la madre. Sai, ma a volte i ragazzi non si rassegnano facilmente. Allora, vediamo la prossima domanda. No, ma poi pure interessante. Ah sì, scusami. Se no andiamo sotto il tavolo e tiriamo sul periscopio. Ero tutta piegata. Andiamo avanti, vediamo un po' chi è il prossimo fortunato. Vediamo. Federica. Trova l'amore, Federica, 22 novembre 91. 91, quanti anni ha Fede? Una trentina a novembre. 91. Dai, facciamoglielo trovare. Dai. Vediamo un po'. Se trova l'amore la nostra Fede. Vediamo un pochettino cosa dicono le sibille per Federica. Fede. L'amore di un uomo più grande qui c'è. Qui c'è l'amore di un uomo, diciamo, posato. Stagionato. No, scherzo. Sta parlando di me praticamente. Stagionato al punto giusto. Old fashion. Vabbè, vintage. Una persona posata, potrebbe avere anche una posizione di sociale importante. Comunque non è certamente uno che tiene sui muri con le spalle. Comunque più grande di te, siamo 8-10 anni in più. Come minimo? Sì, vabbè. 30, giovanissimo. Certo. Anche 13. Anche 13, come un caso non tanto lontano da voi. Ma gioia, ti hanno lasciato poco prima di un matrimonio?
Sembra proprio che c'era qualcosa. C'era qualcosa che doveva, ma poi... Beh, dai, su. Allora, l'incontro c'è, ma guarda che c'è già qualcuno in giro, C'è più di uno, mi C'è già sembra. C'era quello di qualcuno. prima, c'è questo qua. Sì, sì. È gettonata? Allora, intanto non ti abbattere perché sola non resti con queste carte. No. Diciamo però che l'esito ci dirà, ci preannuncia comunque un periodo dove anche se l'incontro, anche bello, importante c'è, sarà un po' tormentato. Comunque vediamo un po', andiamo con ordine. Appena abbiamo girato le carte abbiamo visto che c'è stato qualcosa. O ti sei separata dopo pochissimo tempo, Sì. o ti sei lasciata dopo una lunga convivenza, oppure eravate a un passo del matrimonio, non si è verificato per gravi incompatibilità caratteriali. Insomma, c'è qualcosa che nel tuo passato ancora oggi influisce in qualche modo. Infatti ci sono dei momenti, no? Dove magari hai un po' di nostalgia. Sì, però io vedo già un uomo però piuttosto... Ma mi sembra che... Come si chiama la nostra amica? Aspetta che vado a rileggerlo, Federica. La nostra Federica gli piacciono persone di una certa... Sì, un po'... di una certa caratura. Non è che non dico che ha la puzzetta sotto il naso. Ma no, però gli piacciono persone sicure. Esatto, che le diano, forse perché deve aver passato qualcosa. Forse, esatto, non è che gli piace, gli attira. Esatto, potrebbe attirare. Riesce a quel carisma, quello sciano. Esatto, che attira persone di un certo tipo. E in effetti c'è qualcuno che però, vedi, qui abbiamo una situazione, non so, questa persona viaggia, dunque non ti dà, cioè c'è, non ti dà questa grande stabilità. Eppure è una persona valida. Molto valida, stai tranquilla. Però avverranno e ci saranno delle false promesse, delle situazioni particolari e comunque guarda che vedo per te, chiaramente stiamo rispondendo a te, sopraggiungere qualcuno nuovo, tac, arriva qualcuno con cui iniziano degli scambi e questo flirt, questa cosa interessante che cambierà tutto, ma sarà un qualcosa di molto positivo perché tu vai probabilmente a coinvolgerti e non te lo aspettavi più di trovare qualcosa così appagante. Attenzione, sarà molto appagante da un punto di vista fisico, ma molto tormentato questo rapporto. Sì. Guarda che cosa succede. Perché lui sarà un altro, cioè quindi vediamo che ci sono quasi 3 figure. Allora, sì, una del passato con cui non è andato, qualcuno che va e viene nel presente e che forse non ti convince del tutto, oppure una persona di un certo tipo, una conoscenza che comunque non andrà tanto lontano, ma attenzione, colpo di scena, ecco che vai a incontrare una persona, qualcuno che veramente è motivato. Sì, ma sarà una di quelle cose tipo 9 settimane e mezzo. Sì, una cosa scabrosa, una cosa molto intensa. Da giarrettiere, qualcosa che tipo... Ma tu che ne sai? 9 settimane e mezzo, da giarrettiere, che uno a 20 anni guardava questo film qui. Prendeva appunti. Prendeva appunti. Va bene, comunque, al di là dello scherzo, sarà una cosa molto coinvolgente, ma molto preparati a qualcosa di anche molto forte, sì, perché vedi i sospiri, insomma. Comunque l'amore lo trovi anche qualcosa di più. Di più dell'amore. Sì. No. Allora Marietto, siccome noi abbiamo cianciato quel quasi 7-8 minuti, abbiamo le pulizie che ci attendono, sono quasi 40 minuti, dunque vi ringraziamo per aver trascorso questo tempo in nostra compagnia. Che c'è? Però io gli avevo promesso a Iari, vedi, che e allora l'ultima Iari perché l'avevo promesso che gli rispondevo. E poi era in ordine, vabbè, però l'ultimo perché ci aspettano un paio d'ore di lavoro. Sì, ci aspettano una mazzata, col pendolino mi consumerò la mano. Guarda, scendiamo un po'. Iari ringrazia. Sì. Allora. Federica ci farà sapere. Federica, ti consumano.
Vabbè, Andiamo su con gli ali. ma non è detto che la consumi. È lei che consuma loro. Magari, dai. È terribile questa Federica. Tira fuori la stazza, la tempra. Allora, Iari, vediamo dov'è il se nostro ora Iari. si innamora, cosa succederà con Maggie. Maggie. Ecco, ha già scritto la pronuncia perché quando scrive il suo nome è impronunciabile. L'ultimo Iari che gli avevamo promesso. Certo. Il nostro Iari, vediamo un po'. Deve aver fatto qualche mescolone. Allora. Il taglio è buono. Vedi che lei è più giovane di lui, sembra preannunciare l'inizio un po' di un periodo più sereno di dialogo, quantomeno. Sì, Vediamo un po'. Vediamo un po'. Il viaggio era pianto, una vecchia persona. Le ho mescolate male, dunque, mannaggia, faccio attenzione al dorso. Però, c'è qualcosa. C'è qualcosina, Evolverà. Con un po' di pazienza. Ci vuole un po' tanta pazienza, però... Iari, sai, certe cose quando non sono destinate, per quanto si possa lavorare, bisogna proprio pazientare, perché è un po' un qualcosa... Una montagna russa sembra. Sì, c'è stato un momento in cui sono state prese le distanze, comunque c'entra forse anche una qualche vecchia situazione. Sì, una vecchia situazione che è tornata alla ribalta, che lei lo aspettava. Perché sembra che in fondo ci sia un'attesa più da parte di lei verso qualcuno del passato. Forse non era molto pronta in quel momento in cui si sono incontrati ad accogliere Iari. E nel presente vediamo che lei... ancora lei nutre speranze per il passato, Iari. Vedi che per ora ancora non c'è questo, non c'è ancora. Anche se le cose cambieranno nel prossimo periodo, sì. In questo momento è bloccata, c'è ancora un influsso del passato. Fra il passato comunque si sblocca la cosa. Cioè nel passato quello che lei in un certo senso anelava viene bloccato, perché vediamo che lui va via, questo si blocca tutto nel presente. Nel futuro invece un atto di forza, la tua buona volontà, forse anche l'aiuto di un amico, di qualcuno, vedo che nasce sicuramente comincia un flirt, qualcosa un pochettino turbolento. Allora, c'è la possibilità che questo rapporto cresca in modo non omogeneo per entrambi, perché vedi che c'è, come dire, un po' di confusione fra voi due. Cioè ci sarà, perché ci sarà. Qua è questione di pazientare, perché un qualcosa che parte come un flirt, ci sarà, e anche qualcosina di più, ma è questo qualcosa in più che poi crea turbative. Forse considera che le carte che sono qui in questo presente fanno capire che lei resterà un po' bruscata, potrebbe magari riversarsi su di te come una forma di vendetta personale, no? Quando vedrà che le cose di là non vanno come avrebbe voluto, anzi sembrano chiudersi in un modo molto, molto forte e che la faranno soffrire. Dunque magari è lì che lei cercherà un riscatto e ti troverà. La cosa per te probabilmente crescerà più che per lei. Comunque c'è qualcosa, ma attenzione a non spingere troppo poi sull'acceleratore, perché vedo che c'è un po' un qualcosina che porterà così un po' di... Comunque vedi che ci sarà, ma in futuro devi pazientare qualche mesetto, perché in questo momento, nel momento attuale, qua ha ancora speranze per qualcuno del passato che attende da un po'. L'esito poi morte, donna in servizio, nemico, messaggio. Sembra quasi un esito. È un esito che fa capire il travaglio di questa cosa. C'è bisogno intanto che si chiuda un qualcosa perché si cominci ad avere, e comunque
generalmente può parlare anche di influssi occulti. Comunque abbiamo ostacoli che sembrano frapporsi nella possibilità, c'è qualcosa comunque. In ogni caso abbiamo visto che ci sarà. Sì. Però in questo momento ancora la situazione è un po' statica, richiede ancora... Sì. Comunque un'evoluzione positiva c'è, solo certo, che ma anche quando verrà la positività bisogna stare sul pezzo. Sì, devi saperla giostrare poi, perché come ti ho detto qui, ok, poi dovrai saperla modulare. In questo momento però porta pazienza, lei non ha ancora voltato pagina, anzi è coinvolta probabilmente da qualcun altro. Comunque la cosa muore lì poi. Chiuderà in modo anche brusco per lei. Cioè, e dopo entra in scena il nostro Yanni. Bene, cari amici, abbiamo raggiunto anche oggi i nostri 45 minuti fatidici, da mezz'ora. Togliamo quei 7-8 minuti di ciance. Di ciance, di battute. Vi ricordiamo la diretta lunedì alle 21:30 sempre su questo canale YouTube, dunque se non sono riuscita a rispondervi, se non siamo riusciti a rispondervi, tornate a trovarci sempre qui alle 21:30. Se non riusciremo neanche lunedì, perché vi ricordo che noi andiamo in ordine secondo... Allora Mario eri dietro Iari in ogni caso, perché la prima cosa che compare è Buonasera Marietto. E buonasera Hilde, il primo commento, buonasera Marietto. Noi, noi andiamo secondo l'ordine che compare alla cronologia della chat dal vivo, dunque se a te compare diversamente ci dispiace, ma siamo andati con ordine. Comunque torna lunedì, non è tanto in là, lunedì è fra un paio di giorni, alla fine 3, dunque ci ritroviamo lunedì, ti rispondo. Vieni presto però, perché rispondendo in ordine di arrivo, prima arrivate e più la possibilità di avere la risposta è alta, ovviamente. Grazie comunque a tutti, vi auguriamo un ottimo proseguimento di serata. Poi mercoledì alle 21 nel mio canale e avremo un ospite eccezione, e poi venerdì prossimo alle 21:30 vi aspettiamo. Grazie e buon proseguimento a tutti, buon fine settimana. Grazie. Alla prossima. Alla prossima.